Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con il nostro ospite. Quest'oggi parleremo di un tema molto interessante di cui si è dibattuto e anche è di estrema attualità in questi giorni, ovvero dei formaggi, di come devono essere fatti, dei contenuti che devono avere. Contenuto per eccellenza, lo sappiamo, è il latte, ma quale latte? E quando si parla di latte in polvere, che tipo di tutele abbiamo? Cosa sta facendo l'Italia nei confronti dei provvedimenti dell'Europa? Cosa succede in Europa? I nostri caseifici artigiani, quali situazioni devono affrontare? Sono in difficoltà oppure riusciranno in qualche modo ad emergere? E in un contesto anche nazionale variopinto e variegato, dove non sempre c'è la legalità e il rispetto, ma dove il consumatore ha esigenze di chiarezza, di informazione per tutelare se stesso, la propria salute e poi più in generale per tutelare una categoria che opera invece correttamente. Quali situazioni si vanno ad affrontare? Cerchiamo di scoprirlo insieme con il presidente Renzo Bettiol, regionale veneto dei caseifici artigiani. Ben arrivato qui con noi. Buongiorno. Nonché produttore, egli stesso, titolare di un caseificio Certo, in provincia di Rovigo a Roncade, per cui con le mani nel formaggio decisamente da moltissimo tempo. Quindi non è che lo fa come terzo estraneo, ma ne parla con cognizione di causa. No, io da piccolo praticamente ho sempre vissuto dentro il caseificio, chiaramente aiutandomi. È una formazione che parte da un'età molto piccola fino ad oggi. Per quanto riguarda invece la produzione del formaggio, sulla legge italiana parla chiaro e dice che il formaggio può essere prodotto con un latte fresco a cui non viene aggiunto niente altro, né polveri di tipo derivanti dal latte o da altri grassi. Condivido questa cosa perché questo garantisce una buona qualità del prodotto ma anche la salubrità del prodotto. E vedo che in questi giorni se ne è parlato parecchio da parte della politica, da parte della stampa, ma soprattutto anche dei consumatori che preoccupati si sono posti il problema se il formaggio viene prodotto dal latte o ci sono aggiunte di altre sostanze. In Italia chiaramente la legge è molto restrittiva e parla chiaro dove non si può aggiungere altre cose al latte fresco, parzialmente scremato o latte intero. No latte in polvere quindi? Niente latte in polvere. E un formaggio per definizione è quel prodotto che deriva dal latte dalla coagulazione presamica o acida. Per cui questa è la cosa più semplice da dire. Si potrebbe dire che un formaggio è considerato tale quando deriva dal latte puro coagulato da una coagulazione, prodotto da una coagulazione acida o presamica, non con aggiunta di altre sostanze. Allora, c'è una dichiarazione del ministro Martina, calda, che dice una scelta giusta per difendere i prodotti italiani, la normativa resta la stessa, quindi no dell'Italia ai formaggi senza latte. Certo. Lo conferma? Ieri sera è stato confermato da parte del Parlamento che respinge quella che è la richiesta della Comunità Europea di autorizzare sostanze in aggiunta al latte, per cui questo salvaguarda sia il consumatore ma soprattutto i produttori italiani che usano un sistema tradizionale, un sistema semplice, latte, caglio e sale, ed è questo che per noi è considerato formaggio. Quali tutele ci sono e quindi sanzioni previste? Perché in Europa invece può circolare il latte in polvere. Beh, ci sono sanzioni pesanti per cui è una cosa anche, dice la legge, dove non si possono conservare in caseificio o in locali adiacenti farine o altre sostanze che possono poi essere utilizzate nella produzione del formaggio. Per cui al di là dell'utilizzo anche la conservazione di prodotti per poter fare i formaggi, quello che invece in Europa, che l'Europa invece vorrebbe autorizzare, tenere e anche l'utilizzo. Ecco, come aziende artigiane, io parlo degli artigiani perché io sono un artigiano e rappresento gli artigiani, noi per tradizione ma anche per serietà si utilizza comunque sempre il latte in modo semplice, caglio, sale e fermenti lattici, caglio e sale. Ecco. E questo garantisce la qualità del prodotto ma anche la salubrità del prodotto. Ecco, io le chiedo questo perché ne abbiamo parlato anche in questi giorni di questo tema, è molto anche interessante, ma quale latte? E anche da questo punto di vista, perché vabbè, escluso il latte in polvere abbiamo uno sospiro di sollievo maggiore, poi vedremo i pro e i contro, perché c'è chi dice invece che dove c'è poca produzione di latte questo potrebbe essere facilmente trasportato se ridotto in polvere, insomma ci sono tanti risvolti, magari possiamo vederli dopo, però adesso per capire
quale latte proveniente da dove? Sappiamo che il latte locale, eccetera, abbiamo un certo tipo di controlli, di garanzie, gli allevatori sono per lo più molto molto attenti, eccetera, ma se viene dall'est Europa, e sappiamo, perché ci è stato segnalato più volte, che ci sono cisterne di latte che afferiscono il prodotto perché non ce n'è a sufficienza. Da questo punto di vista che cosa possiamo dire? Allora, il controllo sul latte viene fatto periodicamente da parte dei caseifici nelle stalle nostre per garantire che non ci siano dei problemi di tipo batterico, ma anche nelle aflatossine, per esempio, un problema che è sorto l'anno scorso, per cui i controlli sono molto restrittivi e sono anche molto frequenti. Questa è una cosa che garantisce la produzione di formaggi e garantisce il consumatore. Per quanto riguarda invece il latte che deriva dall'estero, questo non sono in grado di dirlo, so però che ci sono dei controlli, però la qualità del latte, sapete, all'estero, essendo libera l'utilizzo di altre sostanze, potrebbe essere arricchito con dei latti in polveri o anche con delle sostanze grasse. Questo io non sono in grado di dirlo, ma posso anche pensarlo. Per cui il latte locale è un latte sicuro, è un latte certificato, dove viene l'alimentazione dell'animale è un'alimentazione sicura, perché ci sono dei dietologhi che seguono l'alimentazione degli animali, per cui un latte che deve essere conforme alla lavorazione. Noi facciamo raccolta, le analisi periodiche che vanno dalle 2 settimane a volte ogni settimana, proprio per addirittura, quindi anche ogni settimana, per avere la certezza che il latte sia buono, conforme e adeguato per i tipi di formaggi che si fanno. Per quanto riguarda invece i prodotti che noi poi facciamo, noi caseifici artigiani, ma anche l'industria deve attenersi a questi regolamenti, periodicamente facciamo anche dei controlli sui prodotti che noi facciamo, anche ogni settimana, 15 giorni, dipende dai periodi dell'anno, ma anche dipende dalle esigenze, perché noi, al di là della garanzia che vogliamo dare al consumatore, vogliamo anche noi garantirci di avere un prodotto che sia il top. Per cui le analisi le facciamo molto periodicamente e dobbiamo conservarle in archivio, perché in qualsiasi momento in cui ci sia un controllo del NAS, della sofisticazione frodi o dell'ULSS, potrebbero venire anche le guardie forestali. Noi dobbiamo presentare tutta una documentazione, un archivio delle analisi che abbiamo fatto sui nostri prodotti, e credo che questo sia la garanzia maggiore che possiamo dare al consumatore sulla qualità dei nostri prodotti e sulla salubrità. Assolutamente. I caseifici, qui muto una domanda che ci è stata fatta da alcuni nostri telespettatori, possono vendere latticini, latte? Perché fino a poco tempo fa, insomma, prima che scoppiasse il caso del latte, eccetera, c'erano i distributori di latte fresco che erano molto graditi anche alle persone, era un modo per degustare un latte, inutile dirlo, più ricco come alimento e meno depauperato, ridotto ai minimi termini. Adesso bisogna puntare al latte alta qualità, insomma, dopo ci racconterà anche lei. Però è difficile, adesso sono spariti progressivamente, diciamo così, sono stati fatti sparire. Io ho 2 conferenti latte che avevano messo dei distributori nelle zone adiacenti per dare la possibilità al privato di scegliere un latte fresco, per cui avevano investito anche in questo senso. Guardando un po' attorno, non solo i miei conferenti latte, poi ci sono stati dei problemi per esempio che venivano anche saccheggiati gli impianti di distribuzione. In altre cose però è successo anche che il latte non era proprio conforme secondo le regole per potesse essere messo in vendita al consumatore. Cosa vuol dire questo, non era conforme? Il latte praticamente ogni giorno cambia l'alimentazione, un animale può anche ammalarsi. Il contadino che dà il latte ai distributori non sempre fa giornalmente le analisi, potrebbe anche succedere magari che ci sia una carica batterica più alta o che magari uno degli animali non stia bene, e questo la mucca trasmette attraverso il latte quella che è il problema della malattia. Per cui molti hanno scelto, anche per una non convenienza economica, ma anche perché hanno verificato che potevano esserci dei problemi nel latte. Per cui molti hanno chiuso. Diventa rischioso, insomma.
Beh, diciamo che non è proprio rischioso, comunque il latte crudo che viene preso dal distributore deve comunque essere pastorizzato Bollito. o fatto bollire per avere la massima sicurezza, per cui qualcuno forse si è anche accorto che alla fine non era conveniente. Ci sono varie motivazioni, però anche quella che qualcuno si è trovato saccheggiato l'impianto di distribuzione. Ecco, il latte che viene utilizzato per le produzioni di formaggi, dopo faremo vedere ancora alcuni tipi perché di formaggi ce ne sono veramente una creatività incredibile, anche voi stessi siete inventori di nuove tipologie di formaggio. Che caratteristiche deve avere? Quindi quando si parla di latte di malga, cosa vuol dire? Quindi gli animali che provenienza devono avere? Un po' vediamo di andare oltre, quindi un po' quella che è la sua attività, il suo lavoro. Sì, allora distinguiamo anche il tipo di razza, la burlina, la frisona, la pezzata grigia, ci sono diversi tipi di animali, di mucche da latte, per cui ogni razza di mucca dà una caratteristica al proprio latte. L'alimentazione, se parliamo di formaggio di malga, l'alimentazione è importante perché viene principalmente un'alimentazione con erba medica, per cui un latte fatto da un'alimentazione fresca ha delle caratteristiche diverse da quelle del latte chiuso in stalla con un'alimentazione programmata da un dietologo. Dove sta la differenza? La differenza sta che un latte di malga probabilmente dà un sapore molto maggiore rispetto al latte più forte, insomma. Più forte, dà un sapore erbaceo un po' più amaro rispetto ai formaggi prodotti da un latte di stalla con l'alimentazione programmata, ecco, così dalle diete date dai dietologhi specifici per gli animali da latte. Direi che nella malga principalmente il formaggio viene prodotto da un latte crudo, mentre nei caseifici gran parte della produzione viene fatta da un latte pastorizzato. Cosa avviene quando il latte viene pastorizzato? Si elimina una parte di enzimi che rimangono nel latte crudo, per cui latte crudo, scusi perché lei è esperto del settore, ma magari chi ci ascolta non tutti ne sono a conoscenza. Cosa vuol dire? Latte crudo vuol dire che il latte, come viene munto, viene utilizzato nella trasformazione del latte in formaggio. Latte pastorizzato è invece quel latte che subisce un trattamento termico per abbattere i batteri patogeni, esatti. No, tra la pastorizzazione per la lavorazione non coincide con l'UHT, perché un latte pastorizzato per la produzione di formaggi non deve superare i 74-75 gradi, per cui c'è un range da 72-75 per 15-20 secondi. L'UHT invece si parla a 120 gradi, per cui lì viene eliminato completamente tutto, anche diciamo, delle sostanze nutritive vengono abbattute. Per cui il latte crudo mantiene tutte le caratteristiche del latte che vengono date proprio dal tipo di alimentazione, mentre il latte pastorizzato perde delle caratteristiche che poi in parte vengono reintegrate con i fermenti lattici, perché ogni tipo di produzione di formaggio ha un fermento specifico. Noi per esempio utilizziamo fermenti lattici presi da delle ditte specializzate e ogni tipo di produzione ha quel fermento specifico che dà una caratteristica particolare a ogni tipo di formaggio. Mentre il latte crudo, spesse volte nella malga, non utilizzano l'innesto o il fermento lattico, per cui diciamo che la produzione del formaggio nella malga è molto generica, però di buona qualità. Ecco, entriamo ancora più nello specifico. Io qua ho diversi formaggi che voi ci avete portato, proprio formaggi tra l'altro, dei vostri caseifici. E c'è appunto il latte pastorizzato, quindi lei ci ha spiegato che cosa vuol dire. E sale, caglio, fermenti lattici e dopo naturalmente qui ci sono anche degli aromi, perché questo è il tartufo, abbiamo lo speck, proprio la fantasia si è arricchita. Allora, due componenti. Questi fermenti che ruolo hanno nel formaggio stesso? Ma tanti si sono chiesti, ci hanno anche scritto, parlando di formaggi, abbiamo dedicato diversi capitoli, come fa a distinguere, questa è una cacciotta, una cacciottina, è un formaggio, esatto, il sapore diverso, la tipologia di formaggio diverso per non addetti ai lavori, da che cosa deriva? Quindi dal tipo di caglio, di fermento utilizzato, cioè dove sta? Allora il sapore cambia in base alla lavorazione ma anche ai fermenti utilizzati, perché
un cambiamento di temperatura e anche un cambiamento di rottura della cagliata, questo influisce nel sapore. Certo che però che un formaggio morbido ha una cagliata grossa, una temperatura unica, per cui il formaggio molle deve conservare parte dell'umidità che viene data dal latte, praticamente il siero, quello che tiene dentro. Formaggio invece che va stagionato ci cerca di eliminare più siero possibile, perché quello nel tempo poi tende a acidificare e quindi far rancidire o alterare il prodotto, per cui dare da un gusto o sapore buono, dolce, a un sapore amaro e acido. Ecco. I fermenti lattici cosa servono? È come mettere il lievito nel pane. Praticamente quei fermenti che vengono battuti tramite la pastorizzazione vengono poi inseriti di nuovo, perché il latte ha bisogno di questi fermenti per essere, noi in un termine tecnico è quello fare nervo, ecco, cioè aiutare la coagulazione e anche la maturazione del prodotto attraverso questi fermenti che sono specifici. Ogni fermento dà un sapore diverso. Ah, ogni fermento ha un sapore. Infatti io in certi formaggi utilizzo anche delle combinazioni di fermenti, delle varianti, per poter dare un sapore diverso. Il fermento influisce tantissimo nel sapore del formaggio. Quindi la bravura, la sua bravura come si chiama, Casaro, maestro Casaro, del titolare di caseificio o di chi è preposto a questa cosa qua, sta anche nel creare il giusto mix di fermenti. Certo. Questa è anche la differenza tra un caseificio e l'altro. È molto importante la scelta dei fermenti, ma poi si deve sapere anche come coordinare o trovare la giusta grossezza della cagliata, ma anche la temperatura adatta, perché non tutti i fermenti resistono a una certa temperatura. Se io voglio parlare di due formaggi, per esempio una cacciotta o una robiola, la temperatura cambia tantissimo. Una robiola viene fatta coagulata con una temperatura di 30 gradi, una cacciotta una temperatura di 36-37 gradi. Poi la robiola ha una temperatura iniziale dove rimane quella. La cacciotta invece dopo la rottura avviene un riscaldamento che si chiama cottura, che può variare dai 40 ai 45 gradi, dipende dal tempo che si può durare, ma anche poi dalla consistenza e dal sapore che si vuole dare. Per cui le varianti nella produzione di formaggio sono importanti. L'importante però, una cosa che noi dobbiamo mantenere, è quella del latte, caglio, sale e fermenti lattici e nient'altro. Una cosa importante nella produzione formaggi è la pulizia. Si parlava prima fuori studio della pulizia, è l'elemento più importante e diciamo il tempo che noi dedichiamo dentro il caseificio e diciamo che è dedicato soprattutto alla pulizia. Su questo tema ritorniamo perché è un aspetto saliente, diciamo. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.